Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, risse, aggressioni, furti. Tanto per cambiare parleremo di questi reati durante questa edizione del nostro notiziario con i collegamenti in diretta dai nostri inviati. Partiamo intanto con il degrado e i vandalismi a Romano d'Ezzelino, al Colle di Dante. Il sindaco Simone Bontorin lancia un appello alla proprietà del sito e con lui Vanessa Banzato. Colle di Dante, siamo a Romano d'Ezzelino, in uno dei luoghi più suggestivi del paese. Da qui, tra l'altro, nelle giornate limpide si può vedere addirittura la laguna di Venezia. Con me il sindaco Simone Bontorin. Perché siamo qui, sindaco? Perché ci hanno segnalato alcuni casi di episodi di degrado, ma soprattutto episodi di vandalismo che riguardano la torre, la storica torre che è alle nostre spalle. E di certo, venendo qua, abbiamo proprio visto immondizie gettate un po' ovunque, erba alta. Fa male al cuore questa cosa, soprattutto ai cittadini e alle cittadine che amano questo luogo particolare. E il primo a essere colpito è il sottoscritto, che abita a poche centinaia di metri dalla torre, di conseguenza da sempre ho vissuto questo luogo. Questo luogo purtroppo, come purtroppo non tanti sanno, ha diverse proprietà. Noi ci troviamo sul limite della proprietà comunale, alle mie spalle la parte privata di una società, la società Dante Alighieri. Purtroppo questa differenza di proprietà spesso e volentieri induce anche chi frequenta questo luogo a prendersela con il comune, prendersela con tutti, perché preferirebbe vedere un luogo molto più curato, ed è la stessa cosa che vogliamo noi come amministrazione comunale. Di fatto quello dove ci troviamo è il confine sul quale si vanno a separare le due proprietà, e per la quale da circa un anno e mezzo siamo a trattare con la società Dante Alighieri per la gestione dell'area, non solo nella sua parte ordinaria, quindi lo sfalcio erba che vedete alta alle mie spalle, proprio perché non c'è ancora una trattativa in corso, ma soprattutto anche per la parte strutturale. Ci sono dei percorsi, dei gradoni, c'è la torre alle mie spalle che probabilmente ha bisogno di interventi più importanti e che devono essere prima di tutto valutati, preventivati e poi fatti, e questa cosa si risolve non in un contratto di pochi mesi o pochi anni, ma probabilmente in un contratto di lungo termine, di diversi decenni, che permetta alla comunità di Romano di diventare di fatto il possessore di quest'area, e quindi anche di fare tutti gli eventi che già nel passato abbiamo fatto. Tra l'altro, ecco, erba alta, quella è la cosa che spicca di più agli occhi, appunto, erbacce ovunque, sterpaglie. Sarebbe da sistemare, da prendere in mano. Lei diceva l'anno scorso è venuto lei direttamente a tagliare l'erba. Sì, è una cosa, una nota di colore. Lo scorso anno, ad ottobre, abbiamo avuto un evento con degli scout e non mi sembrava giusto che questo evento venisse fatto con l'erba alta, quindi mi sono preso il trattorino e il cespugliatore, sono venuto su io. Però non è una cosa che posso fare ordinariamente. La parte a sud di proprietà comunale invece 4 o 5 volte all'anno viene sfalciata dagli alpini di Romano in convenzione, di conseguenza tutta l'area permane ordinata e permette anche la fruizione di percorsi. La parte invece più caratteristica e più storica, che è la torre, purtroppo in questo momento non abbiamo gli strumenti per poterlo fare, perché comunque sì, posso venire io a tagliarla, ma non è che posso mandare dei volontari che poi hanno anche problematiche di responsabilità eccetera. Di conseguenza questa è la cosa importante, c'è una trattativa in corso con chi possiede questo bene monumentale, proprio per portare quest'area ad essere parte del parco complessivo, anche se non ci sono separazioni, sono due robe diverse, di conseguenza vogliamo che diventi parte di questo unico grande parco. Tra l'altro proprio in questo parco sono presenti anche alcune installazioni in legno che prossimamente saranno completamente rinnovate. Sì, già nel percorso passato, circa da 10 anni, Palladio Florist, che è un'associazione di fioristi del territorio, ha dato luogo a delle installazioni relative alla Divina Commedia, che hanno una naturale decadenza legata al fatto che sono tutte opere fatte in legno e materiali naturali. Di conseguenza una tavola conficcata nel terreno dura il tempo che dura. Certo. Già nel corso di quest'anno era prevista una loro totale sistemazione, rimozione di alcune installazioni per poterne fare delle altre, e questo permette anche a noi di avere sotto controllo quello che viene messo, perché comunque si tratta di un'area che deve rimanere fruibile e di conseguenza che non può avere impedimenti o di altra natura. Quindi chi passa e vede le installazioni degradate
degradate, sappia che si tratta di opere di land art che avevano la loro naturale scadenza naturale, di conseguenza siamo già attivi per poter sostituire e rinnovare il nostro parco. Ultima battuta, sindaco, vogliamo lanciare un messaggio a chi invece lascia le bottiglie di plastica, le lattine vuote, cartacce, sacchetti, fazzoletti e quant'altro? Allora, sono due le cose che voglio dire. La prima, ed è di natura di civiltà, ci sono 3 cestini più altri 8 cestini all'ingresso del parco, quindi banalmente partendo da dove siamo noi, dalle aree limitrofe, si fanno 100 metri, si hanno tutti i cestini. Tra l'altro è l'unica via di uscita, di conseguenza non capisco perché li buttino o lungo la torre o qui sotto dove c'è stato fatto anche un picnic, un accampamento di qualche ora. E in secondo luogo ricordo a tutti che c'è una bellissima telecamera che dal cancello del cimitero punta proprio quest'area, e di conseguenza atti vandalici, comportamenti sospetti, comportamenti non consoni sono tutti monitorati. Di conseguenza, se qualcuno dovesse poi lamentarsi che è stato ripreso, sappia che è proprio quello che vogliamo fare, che questo sia un luogo tranquillo, sicuro, che viene molto monitorato anche dalle forze dell'ordine e dalla polizia locale, per cui si tratta di un luogo di serenità, di tranquillità, dove uno può venire ad ammirare il paesaggio, a godersi l'arietta, a fare una passeggiata, ma sicuramente non a fare altre cavolate. E dai vandalismi passiamo alle violenze in famiglia. A Padova una donna è stata aggredita per strada dal compagno e è stata salvata dalla polizia. Andiamo da Chiara Gaiani in diretta con Cristian Roque Allende per la parte tecnica. Te Chiara. Direttore, buongiorno ai telespettatori. Con il collega Cristian Roque Allende ci troviamo proprio davanti ai giardini dell'Arena. La violenza terribile di cui hai parlato è avvenuta proprio qui sabato sera. Le volanti passano spesso perché ci troviamo in una zona a ridosso del centro storico. I giardini dell'Arena sono una delle aree verdi più importanti e più note del centro città. Tra l'altro alle mie spalle forse si riesce a vedere anche una delle mura perimetrali della Cappella degli Scrovegni, giusto per farvi capire dove ci troviamo. Ecco, in serata questa donna era brutalmente picchiata da quello che poi si è scoperto essere il suo compagno. La polizia è intervenuta, ma sentiamo tutti i dettagli nel servizio che ha preparato per noi Francesco Ratai. Era stato notato ai giardini dell'Arena a Padova mentre strattonava e aggrediva una donna, risultata poi essere la sua compagna. Un 34enne di origini rumene è stato arrestato dagli agenti della questura che stavano pattugliando la zona centrale della città. L'uomo è accusato di maltrattamenti contro la compagna e resistenza pubblico ufficiale. I poliziotti si sono accorti infatti che il 34enne stava scuotendo una donna che in evidente difficoltà chiedeva aiuto. L'uomo ha mostrato fin da subito un atteggiamento molto ostile anche nei confronti delle forze dell'ordine intervenute in soccorso della vittima, urlando e minacciando e tentando più volte di divincolarsi per raggiungere la compagna. In più occasioni ha rivolto alla donna minacce ed insulti. La vittima, scossa e impaurita, ha raccontato di avere una relazione sentimentale con l'aggressore da circa 1 anno e mezzo, ma nel corso di questo tempo aveva subito ripetuti episodi di violenza mai denunciati. Portata al pronto soccorso, le sono state refertate una frattura ad una costola e contusioni multiple al volto e agli arti, per le quali ha avuto una prognosi di 20 giorni. Accompagnato in questura, per il 34enne straniero sono scattate le misure del cosiddetto codice rosso a protezione delle donne. Si tratta di un cittadino romeno che già non aveva ottemperato a diverse misure di prevenzione personali ed Daspo urbano. L'uomo è un senza fissa dimora, con precedenti per reati contro il patrimonio. Il GIP ha successivamente convalidato l'arresto, disponendo nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.
Ecco, avete sentito qual è stata la violenza con cui è stata colpita questa donna, ha riportato, lo avete appena sentito, anche la frattura di una costola, violenze che noi continuiamo a raccontarvi e contro le quali si sta battendo davvero come un leone con tutta la famiglia Gino Cecchettin, con anche Elena e il figlio. Il papà di Giulia, che lo ricordiamo è stata uccisa dall'ex fidanzato ormai quasi 2 anni fa. Gino ha creato anche una fondazione che porta proprio il nome della figlia e che opera contro la violenza di genere. Contro questa fondazione c'è stato, la pagina Instagram di questa fondazione c'è stato un attacco hacker. Allora vi lascio al servizio che abbiamo confezionato, poi ringrazio Cristian Roque Allende da Padova, la linea direttore può tornare allo studio poi. Vi informiamo che la pagina Instagram di Fondazione Giulia Cecchettin è stata compromessa da un attacco informatico. Non rispondete a messaggi sospetti provenienti da questo account o a eventuali richieste di denaro. Siamo già in contatto con le autorità competenti e stiamo lavorando con Meta per recuperare la piena proprietà dell'account. Grazie a tutti per la comprensione e per il sostegno continuo alla Fondazione. È un messaggio identico quello che nel primo pomeriggio hanno pubblicato nelle storie di Instagram dei loro profili Gino Cecchettin e la figlia Elena, account violato per la pagina aperta dalla fondazione nata a novembre scorso, a un anno esatto dal terribile omicidio di Giulia per mano dell'ex fidanzato Filippo Turetta. Un'opera che Gino e i figli hanno fortemente voluto per ricordare Giulia e continuare nel loro instancabile lavoro di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto alla violenza di genere. Il profilo è stato hackerato da pirati informatici che chiedono di essere contattati, una tipologia di reato in crescita che ha toccato la pagina Instagram della Fondazione, che conta oltre 100.000 follower e racconta di giorno in giorno le numerose iniziative che continuano a fiorire nel nome di Giulia Cecchettin. Gino ed Elena Cecchettin nel frattempo sono al lavoro per tornare nella piena proprietà dell'account. Grazie molto a Chiara Gagliani e a Cristian Roque Allende da Padova. Adesso andiamo da Tiziana Bolognani in diretta con Stefano Bozzi, il nostro operatore a Sedico, dove è scoppiata una rissa davanti a una pizzeria, protagonisti degli operai. A te Tiziana. Sì, direttore, buongiorno. È proprio così, una rissa probabilmente per futili motivi e forse agevolata anche da un bicchiere di troppo tra 3 operai che sono clienti da poco tempo della pizzeria da Gigino, storico locale in via Traversa a Gordina a Sedico. Erano a cena mercoledì sera attorno alle 8 quando, dopo aver ordinato la cena, hanno iniziato a discutere. Certamente questa discussione è degenerata al punto che sono iniziati a partire pugni, spintoni, si sono rovesciate delle sedie, tutto questo mentre in pizzeria c'era moltissima gente. Il locale è davvero molto frequentato, parliamo di una pizzeria davvero storica non solo a Sedico ma in tutta la provincia di Belluno. Gigino, pioniere della ristorazione napoletana in provincia di Belluno. E che cosa è successo? È successo che i titolari, vista la malaparata, hanno chiamato immediatamente le forze dell'ordine. È arrivata una pattuglia della Volante che ha sedato questa rissa. Si è detto anche nelle ultime ore che probabilmente erano spuntati dei coltelli o un coltello, circostanza che la titolare della pizzeria smentisce perché dice non c'erano coltelli qui. È però vero che in questo momento le indagini e gli accertamenti sono coperti da massimo riservo. L'attività di indagine è stata delegata alla squadra mobile della Questura di Belluno in stretto contatto con la Procura della Repubblica con le ipotesi di reato di rissa aggravata e di lesioni personali. Questo è quello che ti posso raccontare da Sedico e se avete la disponibilità e se me lo consenti, direttore, di
procedere per un'altra notizia di attualità proprio delle scorse ore. Io ti aggiornerei anche sulla vicenda, sull'ennesimo crollo sulla Croda Marcora della statale 51 che incombe sulla statale 51 di Alemagna. Mi fate un cenno, vado avanti e ti racconto che questa mattina attorno alle 9:30 si è verificato un crollo da Croda Marcora in una giornata in cui il cielo è davvero limpido e nel video che vi abbiamo mandato si vede per l'appunto neppure una nuvola in cielo. Che cosa è accaduto? Questo distacco che viene spiegato per il semplice motivo che i crolli accadono in montagna normalmente quando le temperature si alzano e probabilmente ce ne potrebbero essere ancora di qui ai prossimi giorni, perché il bel tempo che è arrivato anche in provincia di Belluno porterà, secondo le previsioni, all'innalzamento dello zero termico anche sopra i 5.000 metri. Quando piove invece è la colata, è l'acqua che mette in movimento tutto il materiale, ma il crollo di questa mattina non ha causato alcun problema alla statale. Il crollo è accaduto a 2 chilometri di distanza dalla 51 di Alemagna, che ti ricordo da questa sera viene riaperta totalmente anche in orario notturno. Ho parlato poco fa con il consigliere delegato alla protezione civile della provincia di Belluno, Massimo Bortoluzzi, e ha detto che in questo momento l'unica preoccupazione riguarda la strumentazione che è stata installata per il monitoraggio proprio ai piedi di Croda Marcora, e bisogna capire se questo crollo l'abbia o no danneggiata. Speriamo naturalmente di no, perché altrimenti bisognerebbe ricominciare tutto da capo, ma questa insomma in questo momento è la situazione aggiornata proprio a pochi minuti fa. Direttore, da Sedico e virtualmente anche da San Vito di Cadore è tutto, ti restituisco la linea. Grazie a Tiziana Bolognani. Quindi coloro che vorranno passare il weekend a Cortina d'Ampezzo o in Alto Adige, passando da Cortina, possono stasera oltre le 21 percorrere la strada che finora la sera restava chiusa ed è aperta nonostante questo cedimento di cui vi ha parlato la nostra inviata. Adesso restiamo alla violenza e in particolare ai furti. Andiamo da Elena dal Forno ad Oderzo, perché i ladri continuano a colpire, lo diciamo tutti i giorni in tutte le nostre province. A te Elena. Sì, buongiorno direttore, naturalmente buongiorno a tutti i telespettatori e le telespettatrici di Antenna Veneto. Edoardo Paris alla parte tecnica. Ecco, siamo qui a Oderzo, nella zona residenziale della città, e abbiamo registrato un martedì e un mercoledì di cronaca nera, nel senso che sono state assolutamente prese d'assalto una valanga di villette in questa zona, soprattutto qui in via Casoni, dove mi trovo io. Alla fine di questa strada una villetta di un imprenditore è stata letteralmente svaligiata. Nonostante i vetri antisfondamento, i ladri sono riusciti a penetrare dal retro e hanno totalmente svaligiato la casa. Abbiamo incontrato la proprietaria, che naturalmente non vuole comparire davanti alle telecamere, era arrabbiatissima, era veramente sconvolta, perché chiaramente questa è una zona residenziale veramente attaccata al centro e non si capisce come mai non ci sia un controllo o non ci sia una modalità, diciamo, per trovare una soluzione a questo tipo di situazione. Anche qui dietro in via Parise un'altra serie di furti tentati e riusciti, e soprattutto abbiamo incontrato un paio di residenti anche qui che ci hanno detto che purtroppo queste persone la fanno franca, perché naturalmente non c'è la certezza della pena, e quindi anche quando li pizzicano, li prendono o diciamo li arrestano, poi alla fine sono sempre in giro a fare danni. Ecco, c'è un'esasperazione crescente, costante da parte dei cittadini e dei residenti. Un altro signore ci ha detto
detto invece dovremo fare di più in rete tra di noi, non ci parliamo più, questa società ci sta un po' isolando, nonostante siamo vicini di casa, non ci conosciamo, non ci parliamo, non ci proteggiamo, dovremo fare di più. Ecco, è stato comunque un'estate di furti in tutta la Marca Trevigiana, adesso ascolteremo dei furti proprio a Breda di Piave, ascolteremo anche l'impotenza dei sindaci che lamentano di non avere strumenti contro questo tipo di violenze, diciamo, contro i cittadini. Io lancio i 2 servizi e ti restituisco la linea, direttore. In 3 incappucciati con passamontagna hanno fatto irruzione in questa villetta intorno alle 22:30, nessuna remora. Incuranti delle telecamere di sorveglianza sono entrati in giardino. 2 sono passati scavalcando la rete, il terzo ha oltrepassato il cancello. Poi hanno percorso il perimetro del giardino, forse nell'intento di evitare le telecamere. Si sono posizionati dietro la macchina e in quel momento si è accesa la luce delle telecamere. La mia compagna, eravamo a letto, ma la mia compagna era sveglia, ha guardato il telefono, ha visto queste persone, insomma, intruse, mi ha svegliato. Lei intanto ha chiamato i carabinieri, io sono uscito in terrazzo, però come hanno sentito la zanzariera alzarsi sono scappati via. La prontezza dei proprietari ha fatto desistere i ladri. In casa erano presenti anche dei bimbi piccoli, tanta la paura, la figlia undicenne per tutta la notte non ha smesso di tremare. Ora Raffaele Donadi ha deciso di potenziare ancora di più il sistema di videosorveglianza. Sì, per forza, perché è meglio controllare tutta la proprietà, perché può essere come in questo caso è stato un buon segnale di avviso, insomma, ci siamo salvati per le telecamere. Come dormirà stanotte? È un po' in ansia, perché bisogna sempre stare con le orecchie aperte e qualsiasi rumore può essere... sì, si fa sentire, insomma, anche qualsiasi piccolo rumore. Pochi chilometri da Pero di Breda di Piave ci spostiamo a Vacille. Il colpo messo a segno intorno alle 2 del mattino ad allertare la titolare l'allarme, ma quando è arrivata i ladri erano fuggiti con i registratori di cassa trovati aperti dai carabinieri in un campo poco lontano. Questa è la finestra che hanno aperto. Ecco, questa è rotta. Questa sì, praticamente sì, la dobbiamo aggiustare, hanno fatto un buco. Sono entrati con qualcosa e hanno alzato la... che poi tra l'altro sono stati anche abbastanza bravi, perché questo è in mezzo, quindi cioè proprio calcolato. È stato un colpo velocissimo. Velocissimo, ma ti dico, penso che 2 secondi se farla grande, proprio perché quando sono arrivata io proprio non c'era nessuno. Un colpo fulmineo, i ladri sapevano dove e che cosa prendere. Il bottino esiguo, spiccioli, ma i danni che ora deve sistemare la proprietaria sono maggiori. Entrambi hanno presentato denuncia ai carabinieri che hanno fatto scattare le indagini. Ladri senza scrupoli che fanno irruzione nelle case, anche se all'interno ci sono i proprietari. I cittadini hanno paura e sono esasperati. Nulla ferma i malviventi negli allarmi, nelle telecamere. Purtroppo ti entrano in casa, diciamo che non è che aspettano magari di entrarci quando non ci sei, ci entrano anche quando ci siamo, e come facciamo a difendersi? Soprattutto perché, insomma, ci diceva qui, siete anche molte persone anziane. Sì, qua tutti anziani. Io ho 80 anni, mio marito ne ha 84, partite quasi tutti da 85, la signora l'ha presa poco, per cui certo che avevamo anche più paura magari di quei giovani, però la paura che se... Anziani, ma non solo, indifesi di fronte alla sfrontatezza dei malviventi. L'amarezza del sindaco di Breda, che questa mattina è andato a trovare il cittadino che ha messo in fuga i ladri. Intanto aumenta fra la gente l'insicurezza. Nessuno si sente sicuro e noi primi cittadini non possiamo garantire sicurezza, ma garantire è già un termine forte. Non riusciamo a fare quello che vorremmo fare, quel qualcosa in più che permetta ai nostri cittadini di stare un po' più tranquilli. E quindi siamo con le mani legate, impotenti, ecco, aggiungerei. La certezza della pena, una frase troppo utilizzata, ma che deve prima o poi essere presa in considerazione, non solo, spiega il primo cittadino. La normativa è molto favorevole, diciamolo tranquillamente, a chi vuole compiere il reato, al malintenzionato, perché deve essere beccato sul fatto e poi tante volte viene comunque rilasciato nel giro di poco. Quindi abbiamo bisogno di avere una certezza. E allora ecco che
forse riusciremo a invertire questa tendenza, non senza riusciremo a invertire questa tendenza che sta diventando purtroppo tristemente la normalità. Cioè, siamo noi che dobbiamo abituarci a questi fenomeni? No, deve essere esattamente il contrario. Si tratta di bande di ladri specializzati che sanno come colpire, raid veri e propri nel territorio, entrano, arraffano preziosi, i ricordi di una vita, danneggiano e distruggono quello che trovano. Bottini, a volte magri, ma si lasciano dietro la disperazione dei cittadini violati nella propria casa. Servizio di Daniela Sizia ed è caccia nel veneziano al ladro acrobata che penetra all'interno di ristoranti e bar e tra l'altro provoca grossi danni oltre a rubare tutto quello che trova. Da almeno un paio di mesi si muove tra Martellago e Mestre prendendo di mira bar e ristoranti. Spesso torna sul luogo del delitto a rubare una seconda volta. È stato definito il ladro acrobata per la sua abilità nell'arrampicarsi, infilarsi e sgusciare nei passaggi più improbabili, ma nel caso pur di entrare non disdegna lo scasso o lo sfondamento delle porte. Ruba di tutto, soldi naturalmente e se ne trova, ma anche cellulari, tablet, casse per la musica, bottiglie e salami. È un ladro un po' particolare che però siamo sicuri che i carabinieri sono già sulle tracce in quanto ci sono delle indagini ben definite e spero che prima o poi verrà preso perché veramente merita di andare dove tutti vogliamo, quindi in galera. In comune di Martellago il ladro acrobata ha colpito 2 volte alla Casa Gialla, la trattoria della Prosenectute di Marghera, probabilmente è il responsabile anche del furto alla pizzeria Pomodoro, sempre a Maerne, e 2 volte a Cadella Brace ad Olmo per una refurtiva sui 2.000 euro. Il primo è stato più aggraziato, ha forato un vetro, ha aperto la maniglia, è entrato, ha preso monete che erano in cassa e è andato via. L'altro invece ha fatto 3 tentativi, quindi su 3 porte, e non è riuscito, alla quarta ha buttato giù il vetro. Sono più i danni o più quello che ha rubato? Più i danni. Gli staff dei locali preferiscono non rendersi riconoscibili, temendo possibili ulteriori conseguenze, come allo Stinger, vicino all'uscita della Castellana a Mestre. Anche qui il ladro acrobata ha colpito 2 volte. La prima di mattina verso le 8:15 ha sfruttato una finestra aperta e nel giro di 30 secondi ha arraffato il fondo cassa, quindi all'incirca 200 euro. C'erano delle persone dentro? C'erano delle persone, uno in spogliatoio e uno in cucina. È stato bravo, i complimenti per l'agilità e la destrezza. La seconda volta è stato più grave perché è entrato la notte forzando il serramento. Questa volta il bottino quanto è stato? Sempre all'incirca 200 euro e le mance dei dipendenti che si aggiravano circa sui 700 euro. Il responsabile dei furti sarebbe italiano, forse del posto. Il sindaco di Martellago, Andrea Saccarola, è in costante contatto con le forze dell'ordine e si dice fiducioso di una soluzione del caso. Nel 2013 mi ricordo che il sindaco Barbiero era stata anche dal prefetto perché appunto Martellago era sommersa dai furti. Negli anni, grazie alla loro amministrazione, grazie alla nostra, siamo arrivati ad avere 120 telecamere sul territorio dove veramente adesso abbiamo un territorio videosorvegliato e anche più sicuro. E nel frattempo il nostro inviato Filippo Fois si è spostato a Caorle con l'operatore Sandro Ponchio per una rissa che è scoppiata in centro. È comparsa anche una pistola scacciacani. A te Filippo. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Ci troviamo in piazzetta Miramare, alla mia destra c'è il lungomare di Levante ed è questo il luogo in cui si è consumata questa violenta rissa che ha vissuto di 2 episodi differenti a distanza di qualche centinaio di metri. Non è la prima volta che capita nelle nostre località balneari, non è neanche la prima volta che capita a Caorle. Quest'anno tra poco parleremo di un altro violento episodio che si era verificato la settimana scorsa. Ora, le immagini che vi stiamo proponendo vi restituiscono uno scenario molto diverso rispetto a quello che stiamo per raccontarvi, perché di giorno questa è una zona estremamente tranquilla che viene frequentata dalle famiglie che si recano in spiaggia. La notte però evidentemente cambia qualcosa, questa diventa una delle vie della movida, qui ci sono parecchi bar, ristoranti, locali notturni ed è proprio tra questi locali che è scoppiata la rissa in questa piazzetta che ha visto coinvolte circa una decina di persone, non si sa i motivi per i quali
è scoppiata, lo stanno indagando su questo i carabinieri. Ciò che è certo è che si trattava sostanzialmente di stranieri, da quello che si è saputo, non si sa però se sono turisti oppure lavoratori stagionali, può darsi siano anche tutti e due, e a un certo punto, mentre volavano le botte, è anche comparsa una pistola a scacciacani. Questo perché sono stati girati 2 filmati coi cellulari sia qui che nel secondo tempo della rissa. La pistola scacciacani, questo è il fatto più grave, ha esploso 3 colpi ad altezza d'uomo. Uno di questi, secondo questo filmato, avrebbe colpito un monopattino. Gli altri 2 fortunatamente sono andati a vuoto. Si tratta comunque di un fatto estremamente grave che poteva avere delle conseguenze molto molto serie. Cosa è successo poi? Il video si interrompe e nuovamente la rissa però riprende in fondo alla strada che vedete ora inquadrata da Sandro Ponchio. Lì ci sono diversi hotel, dovrebbe essere accaduto di fronte all'hotel Stella Mare, da quello che si è saputo. Anche qui botte da orbi e veramente molta violenza che è stata interrotta dall'arrivo dei carabinieri. I carabinieri sono intervenuti fermando tutti quelli che hanno trovato, circa 10 persone che sono state quindi identificate e interrogate, e quindi tra poco noi contiamo di sapere che cosa sia successo. Direi che le indagini non dovrebbero tardare a dare i loro frutti. Cos'era accaduto la settimana scorsa? La settimana scorsa, sempre a Caorle, si era verificata un'altra rissa meno estesa rispetto a questa, che noi avevamo documentato anche attraverso i nostri telegiornali. Era stata ripresa da un residente dal proprio balcone. Siamo in Viale Santa Margherita, si vede una discussione che degenera fino poi a sfociare in una rissa. In particolare un giovane viene colpito ripetutamente, cade a terra e una volta a terra continua ad essere colpito con calci fino a che non rimane esanime sull'asfalto. Recentemente poi questi sono fatti che naturalmente noi non puntiamo lo sguardo su Caorle, perché purtroppo si verificano un po' in tutto il litorale, tant'è vero che le zone rosse in provincia di Venezia, oltre che tra Venezia e Mestre, sono state estese dal prefetto anche a Sottomarina, quindi comune di Chioggia, e a Jesolo, vale a dire nelle 2 località balneari più frequentate della provincia di Venezia. Evidentemente forse ce ne sarebbe bisogno anche altrove, perché insomma, come vi stiamo documentando, questa estate è stata contraddistinta anche da diversi episodi violenti durante la cosiddetta movida, quindi la vita notturna nei locali. Io direi che per ora da Caorle è tutto. Direttore, ti restituirei la linea. Grazie molte a Filippo Fois e a Sandro Ponchio, che adesso andranno anche a fare un'inchiesta sulle spiagge vuote. Ne abbiamo parlato ieri sera a Focus, un po' il caro ombrelloni, un po' il cambio delle abitudini, un po' lo spostamento di molta gente verso la montagna con il caldo torrido, insomma, quindi è un fenomeno di cui tutti i giornali stanno parlando. Ma restando sulla sicurezza, con i nostri registi Andrea Basso e Tony Esposito, vediamo anche nel Bassanese la preoccupazione dei cittadini per i continui episodi di violenza che si registrano, ma non solo, anche furti e atti vandalici. Da più parti è stata espressa la volontà di avviare i controlli, i cosiddetti controlli di vicinato, progetto che trova l'appoggio del prefetto di Vicenza, Monica Smiderle. Ladri nelle abitazioni a Tese sul Brenta, vandali nel parco giochi a Mussolente e poi le baby gang che si aggirano minacciando le persone a Cassola, ma anche gli episodi di violenza che si sono registrati in centro storico a Bassano. Cresce la preoccupazione dei cittadini e anche dei sindaci. Gian Antonio Stangerlin, Luigi Pellanda e Elena Bontorin hanno annunciato di voler avviare i controlli di vicinato proprio nel tentativo di arginare questi fenomeni, ma per poter partire devono ottenere l'ok della prefettura. Gli accordi attraverso i quali si coordina l'attività delle forze di polizia con l'attività dei corpi di volontariato formati dai comuni, che naturalmente non possono essere armati,
hanno un ruolo di sentinelle sul territorio, sono occhi in più sul territorio che garantiscono alle forze di polizia una conoscenza immediata e costante di qualsiasi elemento di rilievo ai fini della sicurezza del cittadino. Controlli di vicinato sì, dunque, ma per ottenere l'autorizzazione deve essere rispettato un iter ben preciso. La prefettura, per autorizzare questi accordi, fa dei controlli molto attenti sulle persone che vengono proposte dai singoli comuni come facenti parte di queste organizzazioni, di queste associazioni. In questo momento la provincia di Vicenza annovera circa 20 comuni che hanno già stipulato accordi di questo tipo e altri che sono in istruttoria. L'istruttoria serve, ribadisco, a controllare le doti di affidabilità, onorabilità e moralità degli appartenenti a queste organizzazioni. Il tema della sicurezza è un tema complesso che oggi non va più trattato in termini di solo controllo, repressione da parte delle forze di polizia, ma anche costruito con la collaborazione delle comunità. E andiamo agli incidenti stradali. Non c'è fine a scontri di ogni genere sulle autostrade e sulle strade provinciali. Vediamo una notizia arrivata poco fa, pubblicata dalla Nuova Venezia: schianto all'incrocio a Campo Nogara, 20enne in prognosi riservata. L'incidente sulla provinciale a Calcroci, il ragazzo in moto è finito contro un'auto ed è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono gravi. È un tragico incidente stradale a Castelbaldo. La vittima è un'anziana di 85 anni travolta da un'auto mentre era in bicicletta. Si è alzato in volo anche l'elisoccorso per tentare di salvare la vita ad Annalisa Diani, 85 anni, la donna travolta da un'auto a Castelbaldo. Erano le 12:45 di giovedì quando l'anziana stava percorrendo in bicicletta via Sette Pertiche verso il centro del paese. Lasciata la pista ciclabile, l'anziana stava attraversando la strada quando è stata investita da un'auto condotta da un giovane di 27 anni di Badia Polesine. Un impatto violento che non ha lasciato scampo alla donna, nonostante i soccorsi subito prestati dal giovane che ha chiesto aiuto. Per i sanitari del 118 non era stato altro da fare se non constatare il decesso dell'anziana, una signora conosciuta e ben voluta in paese. Le indagini sono condotte dai carabinieri e dagli agenti della polizia locale. Sotto shock il giovane investitore, non si esclude al momento nulla, neppure una manovra improvvisa dell'anziana o un malore. I mezzi sono stati posti sotto sequestro. Sul terribile incidente ha aperto un fascicolo per omicidio colposo stradale la procura di Rovigo. Ed è in gravi condizioni un motociclista di 30 anni coinvolto in uno schianto a Villafranca Padovana nel pomeriggio di ieri. Incidente nel tardo pomeriggio di ieri verso le 18:30 a Villafranca Padovana, scontro tra uno scooter e una vettura intenta a svoltare per entrare nel giardino di un'abitazione. Ferito il 30enne scooterista. Il violento urto ha sbalzato di sella il motociclista che è planato nel fossato che costeggia la strada. La folta vegetazione e l'acqua presente hanno attutito parzialmente la caduta. Lo scontro è avvenuto lungo via Piazzola a pochi metri dal confine con Villafranca Padovana. Il giovane motociclista si è trovato di fronte un'auto che aveva quasi del tutto terminato la manovra di svolta a sinistra per entrare all'interno del cortile di un'abitazione. I primi a soccorrerlo sono stati gli operatori di un'ambulanza che si sono trovati a passare e che hanno allertato i colleghi del SUEM. Sul posto sono accorsi un'altra ambulanza e anche l'elisoccorso. Complicato si è rivelato il recupero del giovane, anche perché tra fratture e contusioni ogni movimento per lui era dolorosissimo. Per prestare soccorso sono arrivati anche i vigili del fuoco, una pattuglia degli agenti di polizia locale e i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Cittadella. Il motociclista è stato stabilizzato sul posto, poi trasferito in ospedale a Padova con diverse fratture, molto grave ma non in pericolo di vita. Il video di Francesco Rattai è lo schianto terribile che ha provocato la morte di due giovani calciatori 19enni nel Pordenonese. La loro auto ha fatto un frontale in una galleria. Sono state disposte le autopsie e c'è anche l'appello del padre di una delle vittime. Lì dovrebbero essere le istituzioni
che dessero più visione alle strade dove si circola, dove si vive anche, perché ormai nelle strade ormai si vive ogni giorno, tutti hanno una macchina, tutti girano per lavoro, per qualsiasi cosa, ma comunque si vive nelle strade e questo servizio non sono adeguate, sarebbe ora che investissero di più, facessero di più. Anche ci sono dei fondi che mettono a disposizione per altri motivi, per altre cose che secondo me sono inutili. Dovrebbero più concentrare su questo punto dove si vive, sulle strade. Un appello sentito, accorato, di un papà, Marco Boz, che ha perso il figlio per un maledetto istante in cui la vettura su cui viaggiava, guidata dal compagno di squadra Andrea Zoccoletto, e si è scontrata con quella guidata dalla 72enne di Zoppola, Avia Luisa Vissat. È un annuncio, una richiesta che parte dal cuore, non casuale, perché ovviamente tutte le dinamiche dell'incidente sono da chiarire, ma le indagini si concentrano anche sulla qualità del manto stradale e sul motivo che abbia causato l'eventuale perdita di aderenza sull'asfalto, senza ovviamente tralasciare nulla che possa far giungere alla verità. Attesa, cercata dalle 3 famiglie distrutte da quanto accaduto, lo ha ricordato bene anche la mamma di Danilo ai nostri microfoni, Gladia Calderan. Sarà importante anche capire cosa emergerà dagli esami autoptici sui corpi di Danilo Boz e Fabio Rosa, che verranno eseguiti lunedì 18 agosto dal medico legale Lucio Bomben, al quale è stato affidato l'incarico della procura. Sarà anche prezioso raccogliere le testimonianze, le uniche dirette, dei 2 conducenti delle vetture, la 72enne di Zoppola, che è stata recentemente dimessa dall'ospedale di Pordenone dove era ricoverata, e lo stesso Andrea Zoccoletto, che è stato operato subito dopo l'incidente, che si sta riprendendo, non essendo stato per fortuna mai in pericolo di vita. Per ora la procura ha optato per l'apertura di un fascicolo senza indagati, in attesa di capire se ci saranno i presupposti poi di inserire nel registro i conducenti o uno dei 2 per omicidio stradale. Intanto resta il dolore grandissimo di famiglie spezzate che però vogliono lanciare un messaggio davvero fatto di pura bontà e umanità. Non ci sono polemiche da fare, poteva succedere a chiunque, purtroppo abbiamo pagato caro, tanto, tutti, e comunque siamo tutti perdenti. Però quello che io vorrei rimanesse è l'amicizia, l'affetto, l'importanza dello sport come valore di condivisione, perché mio figlio avrebbe voluto questo e null'altro. Un grazie e un abbraccio ai genitori di questo ragazzo che hanno avuto la forza di rispondere alle domande del nostro inviato Francesco Pezzella. E sono 3 le famiglie distrutte dal dolore, 2 piangono la morte dei loro figli, una con il peso di un ragazzo vivo ma segnato per sempre da questa tragedia. E proprio dalle famiglie di Fabio Rosa e Danilo Boz arriva un messaggio di forza per Andrea ai suoi genitori. Nessun rancore, anzi gli auguro di riprendersi presto e cercheremo di aiutarlo anche noi. Mentre i genitori di Fabio e Danilo soffrono per il più grande dolore che possa colpire una famiglia, altri 2 sono al capezzale di Andrea. Non è in pericolo di vita, ma la sua vita non sarà più la stessa, con il peso che porterà addosso. Le famiglie devastate dalla tragedia del bus di Colvera sono 3, dolori diversi, ma nessun rancore da parte di chi non vedrà più i loro figli varcare la soglia di casa. In questo momento noi siamo vicini a loro, perché conosciamo, seppur i dolori sono diversi, e dobbiamo essere d'esempio e di supporto ad Andrea, perché alla fine quello che ci rimane è Andrea. A Maniago si conoscono tutti, i figli crescono insieme, anno dopo anno si diventa una sola famiglia, quando si condivide la crescita e l'educazione di ragazzi della stessa età. L'unica consolazione in questo momento è che hanno fatto una vita parallela insieme e adesso sono insieme, consoliamoci così. Condividevo questa cosa stamattina anche con Claudia, la mamma di Fabio. Poi io e Claudia abbiamo abbastanza in questi anni cercato di proteggerli da tante cose. Infatti quando dovevano fare qualcosa si chiedeva sempre: se c'è Fabio la fai, o se c'è Danilo la fai, altrimenti non la fai. Adesso si attende di poter organizzare i funerali, di poter dare l'ultimo saluto a Fabio e Danilo. Ad indagini ancora in corso, i corpi sono a disposizione della magistratura, ma quando arriverà il nulla osta, Fabio e Danilo torneranno ad unirsi. L'ultimo viaggio lo faranno insieme. Li facciamo insieme, abbiamo parlato con i genitori di Danilo,
che tra l'altro siamo anche amici, quindi li facciamo insieme, li portiamo insieme fino alla fine. E quindi penso che sia giusto così. Loro sono stati sempre vicini ed è giusto che stiano vicini fino alla fine. Proprio perché Claudia dice che ci deve essere qualche disegno, se sono andati via assieme dopo tanti anni di amicizia, abbiamo deciso anche di salutarli assieme, anche perché al mattino prima di cominciare queste giornate così ci troviamo e dobbiamo trovare la forza, perché abbiamo altri 2 bambini da guardare, da crescere, 2 ragazzi, e allora abbiamo deciso di condividere il momento che sarà il più difficile di questi giorni. E anche il direttore sportivo e l'allenatore in seconda del Magnago Vaillant ricordano Fabio e Danilo, quest'anno approdati in prima squadra. Erano nelle giovanili, nella juniores, erano dei giocatori che volevamo portare in prima squadra, e quando ho fatto il colloquio con loro e gli ho dato la notizia che volevamo portare in prima squadra, mi ricordo ancora oggi il sorriso che mi hanno fatto, erano contentissimi, e anche se Fabio era già stato aggregato l'anno scorso, Danilo non gli sembrava vero, perché era uno che ci teneva tanto a arrivare in prima squadra e non pensava di essere chiamato in prima squadra. Me lo ricorderò sempre quel sorriso che mi ha fatto. E ora come gestisce questa tragedia con i compagni di squadra? Dobbiamo essere bravi, soprattutto noi società, perché i giocatori sono stati i primi soccorritori, dunque non sarà semplice, perché rimarrà, penso a tutti quanti, un po' quello che hanno visto e quello che hanno assistito e quello che hanno potuto fare, e io l'ho detto anche a loro ieri sera, che hanno voluto trovare così un'oretta per piangere un po' assieme, per abbracciarsi, che io ho detto non so quanti punti faremo, però sono sicuro che ho dei grandi persone, perché quello che hanno fatto e quello che hanno potuto fare, quel poco che hanno potuto fare, bisogna essere solo veri uomini. Erano due ragazzi d'altri tempi, per la loro genuinità, per il loro altruismo, per la loro etica del lavoro e per i loro principi di vita, come educazione, come serenità che portavano nel contesto squadra. Erano 2 ragazzi assolutamente speciali, con cui era una gioia veramente lavorare e condividere esperienze. Personalmente ho sempre trovato i 2 ragazzi totalmente disponibili al colloquio e allo scambio di opinioni, di vedute, nonostante la loro giovane età. Avevano un'intelligenza fuori dal comune, entrambi. E quindi sì. L'ingresso in prima squadra non scontato. Potrebbe sembrare non scontato, ma innanzitutto era il sogno dei ragazzi, essendo ragazzi della comunità, era il loro sogno che avevano raggiunto, che hanno raggiunto. Andiamo a Jesolo, perché è stato salvato un bambino, un ragazzino di 12 anni di Castelfranco, che è stato salvato dall'intervento della Guardia Costiera, ma anche da parte di un bagnino 18enne, accaduto ieri davanti alla spiaggia del Faro. Il 12enne era in difficoltà tra le onde. Eccolo mentre viene issato sul gommone della Guardia Costiera, sul quale un istante dopo sale anche il bagnino che l'ha salvato. Siamo sulla spiaggia del Faro e da poco passato mezzogiorno un ragazzino di 12 anni di Castelfranco, nonostante la bandiera rossa ed il divieto di balneazione, si è immerso, trovandosi subito in difficoltà, spinto dalla corrente al largo e verso gli scogli. Provvidenziale l'intervento dell'addetto al salvataggio della torretta gestita da Jesolo Turismo, che si è subito tuffato ed ha raggiunto il bambino. Nonostante
la giovane età, il bagnino a 18 anni, ha capito la problematicità della situazione. Le condizioni proibitive del mare, il forte vento rendevano impossibile tornare a riva, mentre la corrente spingeva entrambi verso gli scogli. Con sangue freddo, il bagnino ha valutato la situazione di pericolo ed è riuscito a portarsi all'esterno, facendosi trasportare dalla corrente. Nel frattempo era stata allertata la Guardia Costiera, che è intervenuta con il gommone. Fortunatamente l'assistente bagnante è stato molto celere nell'intervenire e quindi ha potuto mettere in sicurezza il ragazzino, però ovviamente era impossibilitato a poter rientrare a causa delle cattive condizioni meteorologiche. Era presente peraltro la bandiera russa con cui non bisognerebbe mai andare in acqua. E a quel punto il nostro intervento è stato tempestivo e nel giro di pochissimi minuti siamo riusciti a mettere in sicurezza sia il ragazzino che l'assistente bagnante. Il ragazzino sta bene ed è stato riportato dalla mamma. La Guardia Costiera, a maggior ragione in questo periodo di grande afflusso di bagnanti sul litorale, ricorda quelle che sono le norme da rispettare per divertirsi al mare in sicurezza. La bandiera russa significa sempre e comunque di non immergersi, è sconsigliato immergersi anche se si è nuotatori esperti, perché il mare di per sé è un ambiente pericoloso e come tale deve essere trattato, perché quello che potrebbe sembrare semplice da un momento all'altro può mutare ed è quindi necessario prestare la massima cautela, così come è necessario e importante prestare attenzione ai divieti. In prossimità delle foci dei fiumi è vietata la balneazione. Due ragazzi di 16 anni che si sentivano minacciati dai lupi sul Monte Baldo nel Veronese sono stati salvati la notte scorsa dai Vigili del Fuoco e dal soccorso alpino. Vedete la prima pagina dell'Arena di Verona. I due ragazzi si erano accampati con la tenda da soli vicino a Forte Naole nel territorio di Caprino Veronese e verso le 23 ieri notte hanno temuto di essere accerchiati dai lupi, effettivamente presenti in buon numero sulle montagne della Lessinia. Così hanno chiesto aiuto ai Vigili del Fuoco, allertando la centrale operativa che ha contattato il rifugio Chierego facendo intervenire il soccorso alpino, poi sono stati accompagnati a valle. Il caso di Martina Oppelli ha risollevato l'attenzione sul tema del fine vita, la testimonianza di Paola Ecoretti, moglie di Stefano Maragnone, malato di SLA da oltre 20 anni. Allora, Stefano fino a un anno fa ha detto che ogni giorno che si sveglia mai rimpiange di aver fatto la tracheostomia e quindi di aver continuato la sua vita, che è anche molto lunga considerando quali sono le aspettative di vita dei malati di SLA. 23 lunghi anni immobile su un letto, con la possibilità di muovere solo gli occhi per comunicare. Un calvario che avrebbe scoraggiato chiunque, non Stefano Marangone, 59 anni e una voglia di vivere fuori dal comune. Ultimamente però la SLA, che lo ha ridotto in queste condizioni da quando di anni ne aveva 35, è ulteriormente peggiorata e la prospettiva di non poter più stare a casa sta intaccando la sua resistenza. Ha mai pensato, ti ha mai chiesto, ha mai espresso il desiderio di mettere fine a tutto questo? Lui mi ha detto che se dovesse dover finire in struttura probabilmente sarebbe costretto a pensarci. Ci vogliono 3 assistenti specializzate per consentire a Stefano di rimanere a casa sua, coccolato dagli affetti più cari, ma potersele permettere diventa complicato. Negli anni le donazioni di tante persone gli hanno permesso di farlo e ora serve di nuovo una mano. Noi abbiamo avviato una raccolta fondi su GoFundMe e poi Stefano sta cercando un po' anche tra le sue conoscenze, tra gli ex compagni magari di calcio, di sensibilizzare che vengano magari dedicati degli eventi a suo favore, in modo che per noi le piccole goccette sono quelle che ci aiutano ad affrontare mensilmente le spese. L'appello è volto a non vanificare la voglia di vivere di Stefano, ma ce n'è un altro che chiede di facilitare in questi casi il fine vita, che per la corregionale Martina Oppelli invece è stato un ultimo faticoso calvario. Poi pensare a questa signora che ha dovuto affrontare ore e ore di viaggio per andare a morire in un paese estero e non magari come l'altra malata ha potuto farlo a casa con il compagno, quindi tra le mura di casa, quindi in un luogo magari un po' più intimo, ritengo davvero che sia un po' disumano.
Andiamo a Vicenza, dove dopo l'incidente al Teatro Olimpico in cui 2 turisti erano caduti dalla balaustra finendo in ospedale, si stanno visionando i filmati della videosorveglianza per ricostruire un quadro più preciso della dinamica e anche per chiarire le eventuali responsabilità. Video dall'accaduto acquisiti e al vaglio per ricostruire la dinamica e far luce sull'incidente che sabato scorso ha visto 2 turisti cadere dalla gradinata alla platea del Teatro Olimpico. I video in questo momento sono nelle mani di chi ha la competenza di giudicarli. Quello che possiamo dire è che pare che le 2 persone si siano sedute, non appoggiate nella balaustra, prima il padre, poi il figlio. Si tratta di una balaustra che ovviamente è una balaustra soltanto di eventuale sostegno per chi passa e che non può reggere il peso di 2 persone. Infatti il teatro avvisa in italiano e in inglese che non ci si può appoggiare nemmeno nelle balaustre. Un quadro che sta prendendo forma attraverso la visione delle immagini che hanno immortalato la scena e che sono al vaglio degli organi competenti. Intanto il Teatro Olimpico resta aperto e accessibile dalla platea, garantendo la continuità delle visite in condizioni di sicurezza. Abbiamo ovviamente fatto sentire la nostra vicinanza ai turisti austriaci per quello che è successo. Il vice sindaco è passata a salutare appunto le persone in ospedale e adesso rimaniamo in attesa di quelli che saranno appunto gli sviluppi e quello che verrà fuori dai video. Ora al posto della balaustra danneggiata campeggia un cordoncino. I prossimi passaggi, dopo l'interlocuzione con la sovrintendenza, prevedono la sistemazione della balaustra. Abbiamo già fatto il passaggio con la sovrintendenza immediatamente, tempestivamente, anche perché a breve riprendiamo con gli spettacoli. Il teatro olimpico molto delicato perché è in bilico tra l'essere monumento e accogliere tutti i visitatori come in questo momento, ma anche appunto accogliere tanti spettacoli. Quindi la sovrintendenza è già passata e adesso al più presto sostituiremo il cordoncino con appunto la balaustra. Aveva abbandonato i rifiuti di un cantiere edilizio in mezzo a una strada tra Santa Giustina in Colle e Villa del Conte. Grazie all'incrocio delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza, la polizia locale ha rintracciato e denunciato l'autore. Era il 20 luglio, una domenica mattina, quando chi vive tra via Guizzi e via Maggion, 3 comuni di Santa Giustina in Colle e Villa del Conte, al risveglio si è trovato davanti questa brutta sorpresa. La strada letteralmente invasa da questi rifiuti edili, cartongesso, lamiere, abbandonati durante la notte. A ripulire ci avevano pensato alcuni cittadini con i sindaci dei 2 comuni, Antonella Argenti e Moreno Giacomazzi, che avevano subito fatto intervenire anche la polizia locale della Federazione del Campo Sampierese. Grazie ad alcune tracce ben visibili all'incrocio delle immagini delle telecamere di videosorveglianza del territorio, la polizia locale ha rintracciato questo camioncino risalendo a un'impresa edile. Il proprietario ha spiegato di aver prestato il veicolo ad un dipendente straniero che vive in una palazzina di Arsego di San Giorgio delle Pertiche, da dove arrivavano i rifiuti sparsi in mezzo alla strada. Per l'uomo è scattata la denuncia e adesso dovrà pagare un'ammenda da 1.000 a 10.000 euro, che può essere raddoppiata se i rifiuti abbandonati sono pericolosi, a cui vanno aggiunte le spese di recupero e smaltimento degli stessi. Sono scattati i dazi americani al 15% per l'Unione Europea, è grande la preoccupazione in Veneto, dove le associazioni di categoria hanno lanciato l'allarme. A rischio 2 miliardi di euro l'anno, sarà necessario sostenere, dicono da più parti, le aziende in crisi. Sentiamo Francesco Ratai. La preoccupazione è molta su questa situazione, che se ne parla da mesi. Questi dazi sembra il 15%, si parla anche del 30%. Basta il 15% perché la preoccupazione sia un danno per le nostre imprese, per i nostri collaboratori e per il nostro territorio. Dobbiamo pensare che l'America è il 3° mercato per il nostro Veneto e per l'Italia, con il 9,2%. È il D-Day, dove la D sta per dazi naturalmente, e la cosa preoccupa tutte le attività produttive della regione. Il timore è che i danni siano molti per l'economia del territorio. La CGA di Mestre ha stimato in 2 miliardi di euro l'anno la perdita per le attività venete. L'export è importante soprattutto in province come Vicenza e Treviso, perché il grosso dell'export negli Stati
Uniti è concentrato nei macchinari, e queste sono due province insieme a Padova che hanno un grande ruolo in questo settore, per cui possiamo parlare di almeno 4 volte le imprese, almeno 1600 imprese colpite direttamente e un numero di dipendenti che supera i 20.000 direttamente. Ma guardate che il grosso è davvero l'indotto in tutto il Veneto. Non solo gli artigiani ma anche gli agricoltori sono in fibrillazione, un mercato, quello a stelle e strisce, che vale 8 miliardi di euro l'anno per il comparto agroalimentare veneto. Dalle stime che noi abbiamo, l'applicazione di questi dazi comporterebbe a una riduzione del valore delle esportazioni pari a oltre 1 miliardo di euro. Tra questi, uno dei settori maggiormente colpiti sarà quello vitivinicolo. Abbiamo la vendemmia che è a ridosso e alle porte, è una vendemmia di forte preoccupazione. Gli agricoltori inoltre esprimono soddisfazione per il tavolo di crisi aperto al Ministero dell'Agricoltura per togliere i dazi al comparto. Le associazioni di categoria tutte chiedono aiuti a breve termine da parte del governo. L'aiuto avviene attraverso, ad esempio, una energia che abbia un costo minore, ma soprattutto che ci sia un sistema che vada ad aiutare le imprese a semplificare quella che è la burocrazia e quindi diventi un aiuto per tutti noi. Per gli artigiani la politica deve guardare anche oltre e aiutare gli imprenditori a trovare nuovi mercati. È finito il tempo dell'imprenditore che parte da solo con la valigetta. Serve che qualcuno lo accompagni in quel paese e poi l'imprenditore con la valigetta farà il suo lavoro. Però servono strumenti finanziari, serve promozione, serve un accompagnamento del sistema bancario, ma soprattutto delle istituzioni, nelle fiere, creando degli incoming che portino in Italia imprese di altri paesi. Un minuto di pubblicità, state con noi perché sarà qui ospite in diretta il candidato presidente della Regione del Veneto per il centro-sinistra, l'avvocato Giovanni Manildo. A tra poco. Di nuovo in diretta con Focus TG, grazie molte al candidato sindaco candidato presidente della Regione del Veneto alle prossime regionali per il centro-sinistra, Giovanni Manildo. Buongiorno direttore. Avvocato, grazie molte. Mi è scappato sindaco, a parte il fatto che lei è una volta sindaco, sempre sindaco. Si rimane sindaco, ma soprattutto perché un paio di mesi fa avevamo fatto rivedere, quando è mancato Giancarlo Gentilini, uno storico incontro tra lei e Gentilini a Focus, che io ebbi la fortuna di moderare, e poi tra l'altro pochi giorni dopo si era saputo che appunto il centro-sinistra l'aveva indicata e scelta poi come candidato. È una sfida, lei di sfide ne ha fatte tante, tra l'altro quella volta aveva battuto lo sceriffo. Come sta andando? La campagna elettorale è già a pieno regime. Sì, è una sfida entusiasmante, è affascinante perché dopo 30 anni di amministrazione del centrodestra si apre una nuova pagina. Il no al terzo mandato di Luca Zaia cambia, anche il centrodestra deve voltare pagina, quindi è un momento fondativo, una campagna elettorale fondativa. Noi la stiamo vivendo con una coalizione di centro-sinistra molto coesa, con l'ambizione di proposte concrete per il Veneto, vestite ovviamente dagli ideali e dai valori in cui crediamo, e devo dire che sta crescendo sempre di più questa ondata di persone, portatori di interessi che ci credono, mi dicono: Giovanni, dai, questa volta la sfida è aperta, sicuramente è difficile, ma tutte le cose difficili sono affascinanti. Quando ottieni qualcosa con fatica, con sforzo, con l'aiuto di tutti, è sicuramente una cosa più affascinante e più bella. Quindi questo inizio è, userei la parola proprio entusiasmante. Ecco, senta avvocato, intanto ne parlavamo ieri, il centrodestra rischia in qualche modo di dormire sugli allori perché si sente sempre dire in Veneto, sono 30 anni che vince il centrodestra è egemone, il centrodestra è imbattibile.
questa attesa del voto delle elezioni del candidato di centrodestra vi porta a suo parere un vantaggio oppure o è irrilevante? Beh, diciamo che vorremmo sapere la data delle elezioni, questo senz'altro, penso che anche tutti i cittadini siano curiosi di sapere. La data dovrebbe essere tra metà e fine novembre, che è il periodo del fine legislatura. Noi stiamo vivendo come coalizione di centrosinistra diversamente rispetto al centrodestra. Il centrodestra è fermo, non si era preparato alla successione del dopo Zaia, la sta vivendo come una successione di responsabilità e anche oggettivamente di potere. Noi la stiamo vivendo invece come costruzione di un percorso di ascolto, di progettualità, quindi stiamo dimostrando che siamo una coalizione credibile. Quindi non è un vantaggio di per sé, ma sta dimostrando che la coalizione di centrosinistra questa volta ha fatto le cose per tempo, con un linguaggio comune. Sono il candidato di tutti e questa cosa mi onora, sono molto grato e mi responsabilizza, perché correre per la presidenza della propria regione è una cosa assolutamente entusiasmante e farlo con questa squadra lo è ancora di più. All'inizio ho detto dobbiamo passare dal Veneto di uno al Veneto di tutti. L'ambizione, quello che noi vogliamo fare come coalizione è quello proprio di vestire l'alternanza dopo 30 anni di governo di centrodestra con la partecipazione, quindi ci stiamo muovendo e in questo il fatto di dimostrare, incominciare a incontrare portatori di interessi, cittadini, soggetti curiosi, ci dà una credibilità che io penso che sia il bagaglio più importante per andare a governare il Veneto. Ecco, noi riceviamo in continuazione, Avvocato, messaggi da ogni parte che dicono basta parlare di giochi di palazzo, candidature, insomma parlate dei programmi, delle cose concrete. Quali sono i temi su cui lei sta impostando la sua campagna elettorale in particolare? Allora, diciamo che derivano anche molto dall'ascolto. Noi siamo partiti con un atto simbolico insieme ai giovani dalla mensa dell'Università di Padova, perché abbiamo voluto mettere i giovani al centro di questa campagna elettorale. Abbiamo detto che i giovani devono entrare, partecipare, non soltanto essere destinatari di politiche. Ho detto che per troppo tempo noi mangiavamo la mela e raccontavamo il gusto ai ragazzi. I ragazzi devono essere, i giovani devono essere parte attiva della politica veneta, e questo per trattenere i ragazzi, quindi siamo partiti da questa idea, quella di trattenere i ragazzi in Veneto e che siano felici di rimanere in Veneto. Questa è una dimensione sociale, intergenerazionale, perché ragazzi che rimangono evitano lo spopolamento, riescono ad avere anche un impatto sociale molto importante e un impatto economico sostanziale e fondamentale. Dall'ascolto proprio dei ragazzi, dall'ascolto delle persone sono state confermate le nostre priorità. La prima, la sanità pubblica come diritto universale, no alla privatizzazione della sanità. Siamo la regione d'Italia che spende di più in sanità privata e questo è un tema molto importante, dobbiamo contrastare assolutamente le liste d'attesa. Dobbiamo parlare di sicurezza molto forte e dobbiamo dare i due temi con cui si parla di sicurezza: la certezza della pena, la repressione se qualcuno sbaglia, la certezza che comportamenti sbagliati e non tollerati dalla legge non vengono tollerati, dall'altra il fatto dell'educazione, della scuola, dell'educazione al rispetto e della rigenerazione dei nostri luoghi urbani. Il tema poi dello sviluppo economico fondamentale. Oggi è una giornata particolare perché è la giornata dei dazi e non si può non parlare di sviluppo economico e di accogliere e ascoltare le grida che arrivano dal nostro sistema di artigiani, piccole e medie imprese e imprese più grandi e degli agricoltori. I dazi avranno un impatto pazzesco. Noi dobbiamo come istituzioni essere a fianco di questi soggetti e creare uno sviluppo economico. Nel momento in cui si crea e si aiuta lo sviluppo economico, l'altra faccia è il lavoro dignitoso, perché noi abbiamo un serio problema di costo della vita, un serio problema di lavoratori poveri, di soggetti che hanno uno stipendio ma non arrivano a fine mese. Ecco, questi sono i 4 temi fondamentali, con poi
l'ambiente, viene a dire l'ambiente come collante, proprio l'ambiente, l'attenzione alla transizione ecologica è una necessità, la cura del nostro territorio è fondamentale, ma anche l'idea della sostenibilità ambientale come fattore di competitività delle nostre piccole e medie imprese è qualcosa che ci fa pensare che le alleanze, che le costruzioni di patti per lo sviluppo sostenibile siano più possibili e più concreti. Ci stiamo muovendo su queste assi con un insieme di proposta e di ascolto in modo da vestire l'idealità, i valori, le primarie delle idee che hanno preceduto la mia designazione come candidato, proprio con dei temi e dei messaggi molto concreti per creare futuro in Veneto. Ecco, a proposito di futuro, ci sono dati preoccupanti sull'invecchiamento della popolazione, anche qui nel nostro territorio. C'è il presidente dell'Unione delle Case di Riposo del Veneto, Roberto Volpe, che lancia un appello ai candidati alle prossime regionali. Sentiamo. E in questo momento è un momento di grande difficoltà e lo sarà sempre più. L'Italia è un paese che oggi ha 4.800.000 ultraottantenni, che saranno 8 milioni nel 2050. Numeri che tradotti in Veneto ci dicono che oggi ci sono 376.000 ultraottantenni e saranno 670.000 nel 2050. Se negli ultraottantenni cova la condizione di non autosufficienza, immaginatevi e proiettate questi numeri al 2050. Già oggi ci sono 10.000 anziani in lista d'attesa nelle nostre strutture, che abbiamo una capacità in Veneto di 33.000 posti letto, e tutto questo ti fa arrabbiare, perché non può essere che questo tema non sia uno dei temi di cui l'agenda politica della nostra regione, del nostro paese, non abbia attenzione. Io lo dirò ai governatori che si candideranno. Voglio sapere dove mettete questo punto dell'invecchiamento della popolazione, della non autosufficienza, del sostegno alle famiglie e della giusta retribuzione ai nostri operatori nella vostra agenda. Sarà una priorità o meno, però dovete dirlo prima di candidarvi, perché dovete farvi misurare anche su questi temi. Oggi la non autosufficienza, quando compare, devasta una famiglia. La non autosufficienza di un anziano non è programmabile. Quando arriva, distrugge un nucleo familiare, lo mette in crisi. Avere un anziano non autosufficiente che ti viene dimesso dall'ospedale vuol dire che se sei figlia unica o figlio unico non puoi più andare a lavorare, devi assistere H24 la mamma o il papà. Non ci sono su strutture intermedie, ma sono tutte cose che sapevamo. Erano tutte cose che sapevamo, perché la statistica ci stava dicendo che arrivava questo momento nella storia del Paese, con una crisi di personale spaventoso, mancano 3.000 operatori e ancora oggi, se parliamo di immigrazione sana e guidata, solo usare la parola immigrazione, subito la politica inizia il solito dibattito squallido sull'immigrazione, paragonando tutto il tema immigrazione ai temi dell'immigrazione che conosciamo, quindi tu parli di immigrazione guidata, di professionisti, dall'altra parte la politica si difende o teme che questo venga confuso con le problematiche che ci sono rispetto all'arrivo nelle coste di Lampedusa di persone che non hanno nulla a che fare con quello che abbiamo bisogno. Avremo probabilmente bisogno anche di loro, ma abbiamo bisogno di portare professionisti. Ecco, l'invecchiamento ha avvocato una bomba a orologeria, perché la situazione si aggrava col passare del tempo. Il Presidente ha toccato un sacco di punti. L'invecchiamento, il tema demografico è un tema fondamentale. Siamo partiti dall'idea dei giovani proprio perché bisogna contrastare lo spopolamento. Il rapporto tra giovani e anziani è ovviamente a sfavore dei giovani, sono molti di più gli anziani, dobbiamo trattenere i giovani perché anche sono delle figure importanti per mantenere quel patto sociale intergenerazionale che è fondamentale. Il Presidente poi ha toccato un tema fondamentale. Negli ultimi 5 anni si è assistito a una sempre maggior mancata risposta alla
all'ingresso di anziani nelle strutture, nell'RSA. Qui nel Trevigiano viviamo strutture di eccellenza e abbiamo forse il tema, lo sentiamo, ma forse più ridotto che in altre zone del Veneto, che girando ho sentito è veramente drammatico. Il tema dicevo prima, la sanità, il sociosanitario, dobbiamo mantenere la grandezza della visione di Tina Anselmi qui di Castelfranco, che ha unito le doppie S, sociosanitario. Quindi il tema si è toccato prima, il Presidente parlava di anziani non autosufficienti, quindi si uniscono il tema del socio e del sanitario. Che risposte dobbiamo dare? Dobbiamo dare delle risposte pretendendo che il governo centrale ci dia almeno il 7% del PIL per spese mediche. Si attesta al 6, 6,2, oggi si parlava, nel Sole 24 Ore di oggi si parlava di questo. Bisogna affrontare il tema con previsione, con programmazione. Abbiamo assistito un po' troppe volte all'integrazione delle file dei professionisti medici, operatori sanitari, o con i gettonisti o con soggetti che non avevano titoli riconosciuti in Italia, quindi misure emergenziali derivanti dal Covid si spiegavano con l'emergenza Covid, ma non con un tema strutturale che, come si è detto oggi, è proprio un tema strutturale, quello dell'invecchiamento. Quindi si risponde, è sicuramente in cima alle priorità di chi vuole creare futuro in Veneto. L'assistenza agli anziani, la capacità di assistere gli anziani è qualcosa che un Veneto solidale, un Veneto di tutti, un Veneto che non lascia indietro nessuno si deve assolutamente porre come misura concreta. Ovviamente le risorse bisogna trovarle e su questo, come ho detto prima, è fondamentale che non vengano tagliate dal governo centrale. Ecco, tra l'altro ieri c'è stata una proposta di legge del senatore Andrea Martella, che è segretario regionale del PD, per l'autonomia di Venezia, no? Dopo l'autonomia a Roma Capitale ci si muove perché, diciamo, questi margini di manovra e di libertà della Capitale siano estesi anche a città che hanno bisogno di risorse che meritano maggiore attenzione, no? Questo... Mi trova totalmente d'accordo, sono molto felice e orgoglioso che il senatore Andrea Martella abbia proposto questo disegno di legge costituzionale andando a toccare l'articolo 114 della Costituzione, modificando gli enti locali. Penso che l'autonomia sia qualcosa di cui non bisogna aver paura, anzi io come formazione personale ho sempre lavorato nel privato come avvocato, mi piace l'unione di potere e responsabilità e io ritengo che sia fondamentale poterla avere e poterla gestire. E nel caso di Venezia è veramente importante. È anche molto strutturato il disegno di legge, tocca dei temi molto importanti, tocca il tema del turismo, dei trasporti, della mobilità, quindi penso che sia veramente un passo in avanti per un dibattito concreto verso un'autonomia della nostra città, che è una città a cui tutti siamo affezionati, è una città che ha una particolarità pazzesca e penso che sia giusto assecondare e sostenere questo disegno di legge costituzionale. Ecco, avvocato, si sta parlando molto del ponte sullo Stretto, lo scontro tra maggioranza e opposizione, ma noi la portiamo nella sua Treviso adesso perché c'è un ponte che viene riaperto dopo un anno di lavori, ci sarà una nuova viabilità lungo il Sile e andiamo in diretta da Marta Marangon, che vediamo insieme all'assessore Zampese. A te Marta, sei in diretta. Sì, buongiorno direttore, a te e ai telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Siamo a Ponte Ottavi, questa mattina è stato inaugurato il nuovo ponte che collega i quartieri di Santa Maria del Sile, Sant'Angelo e San Giuseppe, un cantiere lungo durato 9 mesi, un anno praticamente di lavori tra quelli che hanno interessato anche la zona, ed è un lavoro particolarmente atteso dalla comunità di quest'area della città. Assessore Zampese, i numeri e i costi di questo manufatto. Intanto i lavori sono durati effettivamente 8 mesi, però chiusura cantiere 10 mesi.
I numeri sono, è costato complessivamente 2 milioni di euro, dei quali 1 milione è stato un contributo della Regione Veneto. Abbiamo qui avuto anche all'inaugurazione, la ringrazio, la vicepresidente della giunta regionale, l'assessore Elisa De Berti, e 500.000 euro dati da RFI, che ringrazio, ovviamente anche loro. Gli altri 500 li abbiamo messi noi come comune. Era una cosa improcrastinabile, il vecchio ponte, solo per far significare le cose, aveva una larghezza di neanche 6 metri, con 2 corsie carraie e quindi con marciapiedi di massimo 45 cm di larghezza, quindi vuol dire che ogni volta che un pedone o una bicicletta incrociava un veicolo poteva essere sfiorato qualcosa di molto brutto. Quindi è stata il ponte nuovo è una messa in sicurezza, è una riqualificazione ambientale ed è diciamo anche un'opera che ci voleva per la quantità di traffico che dovrà sopportare via Ottavi anche nell'azione dei nuovi lavori programmati da RFI, che sono la chiusura di Viale Cacciatori per la realizzazione del sottopasso di Viale Cacciatori, che i lavori partiranno circa all'inizio del 26, e per la realizzazione del sottopasso Carraio e poi successivamente la realizzazione, sempre da parte di RFI, della chiusura del sottopasso vicino, quello di via del passaggio a livello vicino, quello di via Benzi, e verrà fatto un sottopasso solo ciclopedonale. È stimata una durata di lavori di 3 anni, per i quali chiederemo comunque ancora sacrificio agli abitanti di questi quartieri, però dovevamo assolutamente fare come opera propedeutica proprio il rifacimento di questo ponte come opera improcrastinabile ed essenziale. Ecco, un'opera vissuta da sopra ma anche da sotto. Abbiamo visto infatti poco fa durante l'inaugurazione le canoe, le imbarcazioni della Canottieri Sile, che hanno comunque potuto finalmente ricominciare a percorrere questo tratto del fiume, perché come la viabilità sopra era stata interrotta per così tanti mesi, anche sotto ovviamente non si poteva passare. Treviso è una città d'acqua, abbiamo 3 società canoistiche direi a livello mondiale, e non potevo più fare gli allenamenti perché per fare gli allenamenti completi avevano bisogno di tutta l'asta dove c'era in mezzo il ponte Ottavi, quindi hanno sopportato anche loro il disagio, e oggi abbiamo giustamente con la Canottieri Sile abbiamo inaugurato anche la parte sotto del ponte, che non è meno importante della parte sopra, quindi sia traffico carraio ma anche il traffico fluviale. Ripeto, il ponte precedente aveva 3 campate ed aveva un'altezza netta dal pelo d'acqua molto più risicata. Adesso i canoisti avranno un'altezza adeguata e un'unica campata, quindi abbiamo migliorato anche grazie Marta, la viabilità grazie fluviale. Molte, grazie anche all'assessore. Ecco, da Treviso Zampese. è tutto. Sì. Grazie molte, grazie. Torniamo qui in studio con Giovanni Manildo, che è il candidato presidente per il centro-sinistra alle prossime regionali. Infrastrutture, viabilità, avvocato, se ne è occupata lei da sindaco ovviamente. Sì. Qui però avrà a che fare con una regione. È un tema fondamentale. Innanzitutto faccio i complimenti a Sandro Zampese, perché sicuramente è un lavoro importante quello del ponte. Poi inaugurare ponti è bello anche dal punto di vista simbolico. La mobilità, le infrastrutture in Veneto ne abbiamo di eseguite che pesano molto. Parlo della Pedemontana. La Pedemontana è un'opera importante dal punto di vista della finalità. La gestione è un grande fardello per il bilancio della regione, e sarà necessario riconvocare i privati e vedere di rimodulare il PEF, il piano economico finanziario, perché il canone è veramente alto e impatta anche su altre necessità a cui la regione deve attendere. Per quanto riguarda il tema delle infrastrutture, io ritengo che
diciamo, si sia troppo presto accantonato il tema del sistema ferroviario metropolitano di superficie, un'idea che era ancora antecedente, una progettualità che era ancora antecedente al governatore Zaia, ma ritengo che proprio la struttura, l'identità del Veneto, fatta di molti centri, una rete di città, di comuni e di paesi, abbia bisogno di un sistema cardiocircolatorio come un sistema ferroviario metropolitano di superficie. E questo non soltanto per la mobilità in se stessa, ma la libertà di muoversi rende possibile anche efficaci politiche sociali per evitare lo spopolamento di tanti paesi che non collegati si vedono seccarsi nella propria vita, abitanti che se ne vanno. Dall'altra è importante per garantire la mobilità per gli studenti, per i pendolari, per chi lavora. Io volevo il pallino da sindaco dell'area metropolitana, alla Patreve si erano fatti dei passi molto in avanti anche con il sostegno delle categorie. Ritengo che questo tema debba essere un tema che ritorna prepotentemente nell'agenda del Veneto del futuro. Per creare futuro in Veneto è necessario avere un'infrastruttura come ovviamente rimodernata, ripensata, ma il sistema ferroviario metropolitano di superficie. Molti stanno uscendo sondaggi sul centrodestra, si fanno nomi e a parte quello che sarà il candidato di centrodestra, è chiaro che l'eredità del dopo Zaia è un'eredità pesante, no? Sicuramente. Sicuramente, ma Luca Zaia era oltre la Lega, cioè Luca Zaia era Luca Zaia e si è dimostrato anche che Luca Zaia era capace con la sua personalità di intercettare anche mondi magari anche vicini al centro-sinistra. L'eredità di Luca Zaia quindi è sicuramente un'eredità difficile. È affascinante il tema della costruzione del dopo Zaia perché si volta pagina, quindi è una campagna elettorale fondativa dove bisogna misurarsi sui progetti, sulle cose concrete. Si incomincia con un foglio bianco e questa è la parte entusiasmante, la parte che mi ha fatto accettare questa sfida con voglia e con entusiasmo. Poi ci sarà un tema molto serio perché da quello che si legge non sempre ci sono soltanto luci, ci sarà anche qualche ombra e anche l'assessore regionale Calzavara qualche ombra sul bilancio la sta gettando, quindi sul fatto che chi dovrà succedere a Zaia avrà un bilancio lacrime e sangue è una cosa che già gli stessi assessori giunta di centrodestra sta dicendo, quindi il dopo Zaia sicuramente sarà affascinante da una parte, responsabilizzante dall'altra. Si può pensare, diciamo, ad una svolta anche nel segno della collaborazione, di una maggiore collaborazione tra le parti in campo, perché c'è sempre stato, anche recentemente, insomma, un contrasto molto duro, no? Ma io su questo, senza tema di smentite, penso che sia un tratto caratteriale mio, non soltanto di carattere ma proprio come etica politica. Ritengo che di fronte a dei problemi complessi sia necessario affrontarli nel merito, non con slogan. Molto spesso ho assistito a una pregiudizialità, quindi a una non possibilità di mettersi insieme dall'altra parte politica. Invece ritengo, come ho detto, dal Veneto di uno al Veneto di tutti, ritengo che ci siano dei temi che necessariamente impongono una risposta seria. Il tema della sicurezza, il tema dello sviluppo economico. Questi temi sono temi che non devono essere affrontati con slogan. Ridurre tutto a lotta di ricerca di consenso vuol dire che non vogliamo veramente risolvere il problema. Io ho una visione di politica che porti al fatto di lavorare insieme per creare un futuro migliore. Lo stiamo costruendo con la nostra coalizione di centrosinistra, abbiamo un linguaggio comune, una idealità e una concretezza comune. Sui temi siamo pronti a trattare e a parlare per il bene del nostro Veneto con chiunque. Grazie a Giovanni Manildo, candidato presidente per il centro-sinistra della Regione del Veneto, avvocato. Grazie per essere stato con noi, a presto, alla prossima e buon lavoro. Grazie anche a lei. Allora, vediamo, abbiamo un po' di pubblicità e poi torniamo con gli ospiti di Focus. A tra poco.
notizia pubblicata dal Corriere della Sera riguarda il possibile incontro fra Trump e Putin a Roma. Pubblica questa notizia Fox News, l'agenzia TASS smentisce vertice ma non in un paese europeo. È uno dei temi di cui parleremo anche stasera a Focus con i nostri ospiti, che saranno Anna Maria Bigon, Marco Brigo, Maria Laura Faccini, Gennaro Marotta, Matteo Pressi, Claudio Sensini e Giorgio Tronca. È tutto, grazie molto ai nostri registi Andrea Basso e Tony Esposito e buona giornata.